Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'imbucato è arrivato. L'imbucato miss stasera. Andiamo. La salamina, truccando. La salamina, ma no, ma lo voglio presentare io. Chiudiamola in un camerino alla salamina e lo presentiamo noi, l'imbucato. No, dai, la salamina è brava. La salamina è diventata molto bella ultimamente, devo chiedere il motivo. Secondo me c'è un motivo. Certo, c'è. Ragazze, guardate, si mangiano bottigliume. Ammazza, pane è morta. Ma i carboidrati dopo le 6 di solito non si mangiano. Io li mangio sempre. Sei così magra, naturale, senza fare nulla. Sì. Ci credo, mamma, le abbiamo beccate poverine proprio al momento. Panini soppressata. L'abbiamo trovata! È stupenda, bellissima. La vera miss! No, dai, non dite così perché non è assolutamente vero. È vero, ci siamo imbucati. Ma ha scoperto lui, lo posso dire. Anche a te. Capito, Ma le adesso ho scopri passato il testimone a tutte. te. Sì, Ecco. mi ha passato un bel testimone. Senti, ti volevo chiedere una domanda che me la sono preparata giorni e giorni. Sì? Vediamo. Noi ci siamo conosciute qualche anno fa. Sì. E devo dire la verità, non era così bella, cioè era sempre bella, ma non bellissimissima come adesso, quindi io voglio sapere Il segreto. Vabbè, allora, C'è il trucco. intanto tanto allenamento. Si mangia poco. È vero ragazze, tutte coi panini queste Sì, ragazze. no, ma loro possono mangiare, non è che hanno l'età Sono mia. giovani. Loro sono giovani, possono fare come vogliono, invece Noi abbiamo un metabolismo che è un attimo cambiato. tanta acqua e poi a letto sempre presto. A letto sempre, basta! No, e non ci ferma nessuno. Andiamo, L'imbucato si vieni, imbuca vieni. ovunque, anche al gabinetto, andiamo. E c'è la patrona. Ero caduta. I tacchi ero caduto un attimo. Dove vai tu? Ma come mai così magro? Che ti è successo? Mangia, lui non mangia. Ma non sei italiano? Ok. Amore, ma come stai? Bene. Bellissima, stanca? bellissima. Sì, perché comunque ci sono tante cose da tenere sotto controllo, quindi fin quanto non si inizia, perché mi imiti? No, dico, lo so perché 2 anni siamo stati insieme. Appunto, quindi sai che cosa si prova, che cosa si passa. Che cosa si fa? Io esaurito, gridavo come una pazza. Non lo so che cosa si passa, l'anno prossimo me lo fai presentare a me al posto della salamina. Lei vuole fare tutta presentatrice, coordinatrice. Oddio! La Miss. Tanto dopo ci vediamo, no? Dove? Qua a Miss Italia. Noi siamo qua. Imbuchiamoci, sbuchiamo. Oggi è quando meno un'artista che lei è timida, però è una grande artista che io adoro. Adoro, si era imbucata lei. Si era ammucciata. Ma tu conosci lei? No. Tu non fai parte del nostro mondo. Sono un'imbucata nel mondo dello spettacolo. Come mi imbuco stai? ovunque. Sto bene. Presentala tu, Lin. E lei, vabbè, ormai è diventata una mia grande amica, però è una grande artista, una grande professionista, è Serena Bucca di Pagliassi.it che ci segue nel tour di Miss Italia da questo è il 2º anno e sono molto contenta perché mi lega un affetto profondo oltre che una grande stima per il suo lavoro. È verissimo. E io sono timida e divento sempre più piccola e un po' mi squaglio. Tanto la parlantina l'ha acquisita lei, mica parlava così bene qualche anno fa. Vieni qua, che lei muove del trucco, si vuole sedere lei. No, ma mi hanno già truccato. Sa fa, già fatto. Bellissima lei! Perché mi so truccare. No, è bellissima. Giustamente. No, È il mestiere giustamente. suo. Lei
è una donna fantastica. Lei ha 4 bambini. Bambini, 4! Mamma mia! Ciao ragazze. Ciao. Ancora qua, la televisione è qua. Ma sto fatto che secondo te non me mi dà molto fastidio. Che dobbiamo fare con queste belle girl? Dobbiamo andare ce ne via. dobbiamo andare? A San Au revoir. Arrivederci. Ciao ragazze, in bocca al lupo per stasera. Tappeto rosso la signora. Ma sì, bella tua amore. Claudio, c'è Ma quale tappeto rosso? Ciao! Claudio! Come va? Dal ciao. balcone per Papa Francesco! Ah, ciao! Ci fanno il selfie? Si fanno un selfie, a noi non ce lo stanno facendo! Imbucati, ma fatevelo con l'imbucato, il video, ciao! Ciao! L'imbucato! Ciao Salamina! Ciao! Magari! Il fotografo di Miss Italia! Veramente! Come sta? Noi i fotografi Benissimo. li intervistiamo sempre! Aspetta che mi alzo. Non ti alzare! Allora, mo vi dico una cosa. C'è una persona che ho nel cuore, mio figlio. È il suo compleanno, Carmela Ambrogio. Tanti auguri! Grazie a tutti. 2 microfoni perché il compleanno, soffia. Soffia, tante, ma è tante, ciota! Carmela, come va? Bene. Lui è una macchina da guerra. Una macchina, una 500. No, c'è una grande macchina da Una guerra. Ferrari! Loro sono una coppia che non scoppiano, me e te, fra un po' scoppieremo perché stiamo stando troppo Mi fanno insieme. scoppiare lì, ci stanno i Troppo due. insieme. Voglio sapere quest'estate i progetti che hai, perché io so che c'hai che qualcosa Però- che bolle in pentola di grande. Di grande. E c'è una cosa grande che faremo io e Ginevra, non scherziamo, perché è una cosa molto importante. Non posso dire adesso la cosa. Non possiamo anticipare nulla Non perché posso siamo un po' dirlo. anche scaramantici noi. No, non E posso, poi ti quindi- spiego il motivo, e però. quindi- Ma naturalmente, guarda, mi emoziona questa cosa perché loro due è una data importante, loro due sono gli unici che conoscono veramente tutto della mia vita, tutto. E loro due hanno, per quella data, hanno annullato Miss Italia, la tappa di Miss Italia. Per essere con noi? Sì. No, Quindi vabbè. è un grande regalo. Un grande onore anche per E me. Carmela e Linda Grazie. saranno al mio fianco, mi daranno una mano. E quindi questa cosa mi emoziona. Ma grazie! Allora appuntamento non si sa quando, non si sa dove, però possiamo dire fine luglio. Fine luglio. Ok. Fine luglio. Sei qui per quale motivo? Sono qui perché c'è la squadra di Miss Italia e c'è Zari, la nostra amica che è spila, per cui siamo qui A sostenere l'amica sostenere- che si chiama Zari. Zari. Ma è straniera? E che nome è? Ha origine straniere, sì, però I genitori. È una tua amica, non sai di dov'è? mi stai mettendo in difficoltà. però, Mo, visto? come tutti gli uomini, li metto sempre in difficoltà io gli uomini. Sarà la tua Lei bellezza, Sarà la mia Ecco un uomo bellezza, ma lui è geloso, capito? molto Quindi- amico mio, molto Come amico fanno i mio. complimenti a me, lui Aspetta che sto parlando. Anch'io. Come stai? Bene. Mariano Zinno, mio amico da sempre. È vero, Siamo cresciuti insieme. è vero. Come stai? Sei pure tu ospite? Sì, sono ospiti qua. E come mai siete amici, Claudio? Mi racconti Ci questo? conosciamo. Amici Di quartiere, di di... quartiere, di tutto, perché siamo cresciuti insieme, quindi siamo proprio... E com'era Claudio da bambino, per esempio? Stupendo, bellissimo come sono È adesso. rimasto uguale, come Hai visto? è rimasto uguale. Sì, è vero. Hai visto? Grazie. Valentina Zinno, eccola qua. Guarda, la grande Valentina Zinno, Valentina giornalista. Valentina Zinno, come la moda detta adesso, la donna in giallo, Valentina. Ma sei molto alla moda, molto avanti, molto trendy, molto fashion.
Ci può conservare un po' di questo? Ci può conservare? No, perché noi finisce tutto. Noi stiamo lavorando e abbiamo paura che finisce tutto e noi ci imbuchiamo agli eventi per mangiare, quindi signora, se ci Un non po' un di- piattino, 2 piattoni. Ma dopo troviamo qualcosa. Ci conserva qualcosa. Si mangia anche stasera, si mangia. Ma guarda com'è carino lui. No, bellissimo. Alzati, scusa. Secondo te se mi siedo qua sa Di dove sei? Di Ardore, Ardore, dov'è Ardore? vicino a Locri, sulla Ionia. Hai un viso veramente bellissimo. Puoi fare moda, se te lo dici. Ma buca con questi occhi. Buchi da- Noi tante buchiamo, cose. ma lui Quanti buca. anni c'hai? Io 21. 21 Quanti? anni. 21. E sei fidanzato? Sei Sì, fidanzato? c'è la miss. C'è la miss. Guardate Alessia che favola. coppia, tutte e due Mamma che belli bellissime. che siete ragazzi. La Calabria è bella. Eccoli fratelli, tutti e due presi a volo. Vai e dietro. due fratelli Vai con una dietro alla fava. cassa per favore. Tutte e due a volo. Dov'è? Vieni qua. Devi venire. No, deve. Ciao. Mettiti dietro la cassa. Dietro. va. Sta fotografia stupenda. Vai. Hai visto? Mamma Hai che visto? onore. Guarda, Noi dell'imbucato loro sono facciamo i fratelli queste da. Aiello, devo dire, grandi imprenditori, seri E imprenditori. come no? Mi è passata davanti, come al In solito. ballo sempre. Invannenti. In ballo E sempre. quindi come va? Benissimo, ci sei tu, quindi non puoi andare bene. Ma grazie. E senti, come mai avete scelto Miss Italia? Stiamo cercando quello che di buono c'è sul territorio, cerchiamo di valorizzarci insieme a loro a tutto quello che in effetti è di gradevole e di costruttivo sul nostro territorio. La fratellanza, l'unione fa la forza, bisogna essere brava, sempre fate la uniti. scoperta dell'America, No, è una cosa lei. importante perché non tutti i fratelli lo sono. Loro sono un esempio di come È fratelli vero. uniti fanno una forza. Squadra e si va avanti sempre. Grazie mille. Sai cosa facciamo? Andiamo ad incontrare i giurati. Noi pure siamo Noi stati Jurassic. Ieri Amici siamo- tuoi. No, Noi ti amica ricordi che tua. siamo stati pure giurati qualche anno nella Dove? giuria di Miss Italia. Ah sì, mi ricordo, non mi ricordo. Andiamo, venite. Buonasera. Una grande donna che, voglio dire, di estetica se ne intende molto, sai? Paolo Ambrogio, buonasera. Vai tu. Aldo Pirillo, un grande uomo. Ah, tu conoscevi già? No, l'ho letto. Ah, ma com'è imbrugliuna! Vieni qua! Lei è devo dire, è un braccio molto importante, Miss Italia. Poi è una giovane sposina. Ti sei sposata quando? 16 giugno. 16 giugno. Tanti auguri. Eugenio Napoli, tu di cosa... Buonasera, scusami, io sono un po' così nuova del giro, quindi che cosa ti occupi? Mi siedo. Io sono il parrucchiere, ho Già. conciato le ragazze. Ha conciato le ragazze, conciate per le feste. Sconcia lei un attimo, per favore. Andiamo via, che se no non se ne va più. Devi solo il nome, l'hai detto il nome. Ciao, arrivederci. Un giornalista importantissimo. Bene. Ma come stai? Per qualcun altro, per il mio No, direttore, no, perché no. Io ti sono assomiglio. emozionata di stare a fianco a Io sono molto di lui. stare vicino a te, che ti ho già intervistata, quindi Sì, lui mi beccava sempre per strada e mi faceva le interviste. Io dicevo regali di Natale. no, sono timida. Figurati, Però figurati. l'ho poi- pensata io, l'ho inventata io, Ginevra. Senti, come mai qua? Dovevo essere in giuria, ma gli impegni mi hanno impedito di esserlo, però non volevo mancare, quindi sarò nel pubblico e poi non so che succederà, ci sono sempre sorprese. E se fossi stato in giuria, che caratteristica avresti cercato nella Miss Calabria 2018? La cipolla. La somiglianza a Ginevra Vercillo.
Fulvio Campanaro. Ah, continua la giuria, io pensavo fosse finita. Io lo conosco. E si siede, non ce la faccio. Possiamo vedere, Maria. Sì. Maria, va bene. Andiamo avanti, lei si è seduta, andiamo. È il patron, naturalmente. Ma l'abbiamo già intervistato. Il padrone della serata, veramente siete voi, è tutta una manifestazione. Frangaiello. Poi c'è Giusy Patera. Dove sei? Di Cosenza. Non ce la faccio. Sono giornalista per il Quotidiano del Sud. Ah, che complimenti. caratteristiche deve avere la Miss? Non ce la faccio, tutta la stessa domanda. Che calma un po' la baronessa. Ci faccio bere acqua adesso. Sì. Ma che succede? Fate un applauso a questa donna bellissima, bravissima. Là, guardiamo là. Buonasera. Ma facciamo un applauso a Claudio Greco e a Ginevra Vercillo. Loro sono gli imbucati. Qua abbiamo un fan club, guarda. Sì. Lei subito si è fatto un fan club, non è vero. Due persone il fan club, 2 persone. Io sono un grande fan di questa donna, l'adoro. Ma fammi una domanda tipo. Si mette in mezzo lei, sembra. Io pensavo mi stavate intervistando voi a me. Non ho capito. Sì, ma lei va in gelosia, deve essere primeggiata. Hai partecipato a Miss Italia? No, mai. Nel 1990 ho partecipato. Quando c'era Gheddafi. C'era di tirannosauri. Hai partecipato? Sì, ho fatto Miss Estate, ho vinto Miss Estate 90. A giuriera tutta alcolizzata, dovete sapere. C'era mio zio nella giuria. Raccomandatissima. Va bene, abbiamo capito. Segue la comunicazione. Dove stai andando? Fai. Nel frattempo, dietro le quinte a me mi hanno fatto. Ma io l'ho fregata. C'ho la corona, cara. C'ho la corona. Ci vediamo dopo. Ciao. Subito. Ciao, revoir dall'imbucato. Si imbuca. Sempre con maschi, fammi vedere che lui ha buoni gusti. Buonasera. Ma noi... È venuta subito, appena vede luci. Come stai? Bene, voi? Bene. Lui ha sfilato per me molte volte, ti ricordi? Ha sfilato per me abbastanza. Quando ero più giovane, sì. Mo è anziano, si vede, Carino. avrà più o meno la mia età. Carino. Lui è bellissimo, lui è stato un modello. Era. Ma sei qui per una fidanzata? Per una sorella? Amica. Un'amica? Per un giucio di fidanzamento. Un'amica che speri diventi qualcosa di più? Che vinca. Che vinca. Ah, che vinca, no, pensavo diventasse una fidanzata d'amica, non si sa, ma l'imbucato porta bene. Speriamo. Ma che bella che sei! Ma come mai sei qui e non a sfilare? Mi aveva chiamato Linda ma poi non sono andata. Ma perché? Ho già partecipato l'anno scorso in Miss Italia. Ah, quindi quest'anno prendi un anno di pausa e poi l'anno prossimo ci riprovi. Brava. Un anno sei sì, un anno no. bellissima. Grazie mille, grazie.
Guarda lui, è il regista, grande Nac, grande Nac. Complimenti, sta andando bene. Sta lavorando. Sta lavorando, Impegnatissimo. sta lavorando. Un saluto velocissimo. Ok, in bocca al lupo. Bravo. Fanni un saluto, la sai la canzone? No. Non sa niente. È rimbambito. Aspettate, non occupate lo spazio della nostra Miss, facciamola vedere prima. È emozionata Claudio, sta piangendo. Brava, è piangi, emozionata. devi piangere. Piangi. Prendi la schiava. Fatti vedere. Brava. La Miss. Oh, io avevo detto 2 numeri e uno era questo. Vabbè, ma adesso c'è una cosa da dire, ma io stavo temporeggiando Perché non è pronta la torta. Però se siamo pronti. Non è pronta la torta, Claudio. Non Non c'entra sul palco il festeggiato. Bravo! Siamo troppi, siamo troppi. Auguri! E facciamo entrare la torta! Tanti auguri! C'è il Rossetto! Allora, qui dal palco di Cosenza Caffè, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima tappa. Continuate a seguire Visita di Calabria! Ciao, ci vediamo! Guarda l'imbucato! Ciao! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.